abbiamo yogurt e panna. Me la fai montare? Io la panna avete visto che l'ho messa nella ciotola direttamente in frigo. Tutte le volte che dovete montare della panna, panna montata, ciotola fredda, panna molto fredda, e non deve stazionare fuori. Se si scalda non monta, straccia. Così come se l'ambiente è molto caldo, che succede a volte d'estate, fa molto fatica a montare. Qui ho lo yogurt. Lì nella ricetta voi vedete che c'è scritto yogurt greco. Lo yogurt greco è uno yogurt colato, vuole dire che viene fatto riposare, eliminato il liquido nella maggiore, e non è solo latte di mucca, ma c'è sempre una percentuale di latte di capra, e quindi di conseguenza ha una densità diversa. Non fate altro che prendere lo yogurt con la panna semi montata, e adesso vedrete come, la misceliamo insieme con lo zucchero nelle proporzioni che ci sono lì. Noi, siccome qui ho uno yogurt intero, buono, ma vedete che è molto liquido, io per renderlo un attimino più cremoso gli aggiungo un po' di gelatina. E vado a sciogliere la mia gelatina che ho messo ad ammollare in acqua fredda, e basterà che prenda un attimo di calore, e già si sta cominciando a sciogliere. Nel momento in cui la verso, la mia goccia di gelatina si solidifica immediatamente, perché questo è più freddo. Se io invece metto una parte del mio prodotto, in questo caso è lo yogurt, con la gelatina, vedete si è già quasi sciolta, quindi è velocissima, e avrò una maggiore quantità di volume, quindi tenderà non a fare i grumi. Sicuramente, eccola qua. Se occorre lo riporto un attimo sul fornello, così ho la sicurezza che la mia gelatina è completamente sciolta e ho più facilità nel momento in cui la vado a unire al resto del composto. Me la versi, vai, io piano piano, vai, ecco. In questa maniera siete sicuri che non vi fa grumi. Qui cosa faccio? Gli vado a unire la panna. Mamma mia. Posso mettere questo il dito è buono, dentro? sì, tanto ne mettiamo solo un po' giusto per far vedere. Quindi yogurt e panna li vado a miscelare. Io adesso ne prendo un piccolo quantitativo per farvi vedere 2 o 3 bicchierini. Generalmente, se avete visto, è una parte di yogurt, metà di panna, oppure una di panna, 2 di yogurt. Ok, quindi vedete, questo qui è un composto, potete chiamarla crema di yogurt. C'è qualcuno che usa il termine bavarese, ma è sbagliato, perché la bavarese deve avere il latte, le uova, lo zucchero, la panna, quindi è una mousse neanche. Faccio finta che sia il vino, tanto non lo mangiate, mettiamo un goccio d'acqua, dai, va là, questo ce lo beviamo dopo, non si può. Tanto non lo mangiano, scusami. Peccato, avete ragione. Ho capito. Facciamo come in televisione, non c'ho il brandy, acqua e zucchero caramellato. E noi abbiamo... qui guarda l'acqua già fatto. Abbiamo quelli che insomma sanno poi come creare il prodotto. Ma tutti quelli nei film che bevono questi whisky. No, è tutto te. È te. È te, ci mancherebbe. Vino, zucchero, si è sciolto bene, le pere. Le faccio andare qualche minuto. Nel mio bicchierino vado a comporre il dolce con un po' di frutta. In questo caso ho le pere, ma sarebbero buonissimi anche i frutti di bosco. Io l'avevo fatto pensando all'inverno. Prima di aggiungere questo composto va fatto raffreddare. Noi qui abbiamo un abbattitore, quindi lavoriamo con il freddo. L'abbiamo messo a una temperatura molto bassa in modo da poter, addirittura a livello surgelazione, per poter lavorare velocemente. Ne faccio 2 o 3 giusto per farvi vedere. Ok. Quindi avete il bicchierino freddo, andiamo a coprire con la crema, ed è un po' una versione con gusti diversi, ingredienti diversi, come quello di questa mattina che avevamo fatto con le fragole e lo squacquerone col formaggio. È sempre la versione di un bicchierino. Qui abbiamo usato un vino bianco, però se era magari col vino rosso, perché potete benissimo usare un vino rosso, pera, vino rosso, cannella, ci sta benissimo. E poi sopra